Aspetta! Oggi con un bellissimo meteo. Fantastico, fantastico. Noi stiamo andando in cerca del sole. Cerca del sole là in fondo. E il giro dei 5 laghi! 5 laghi. Quanti chilometri? 75! Oh, mamma. Vabbè. 1000 metri di dislivello! Lo possiamo fare! Forse. Ce la dobbiamo fare! Il primo lago l'abbiamo già passato, il primo panino macchina. l'abbiamo già mangiato, ne abbiamo solo 74. Ciao. Nel giro del 5 laghi, adesso vi portiamo al lago di Garda. Snoopy alla riscossa! Voi siete qui, ma invece... Dovreste essere là. Ok. Allora noi per fare il giro abbiamo preferito partire da Sarche perché eravamo più comodi in macchina, ma si può partire anche da Riva del Garda, tanto è un anello. Adesso a fine riva sono 23 km, è quasi tutta discesa e pian piano vi faccio vedere altri punti del percorso. Appena partiti e ci siamo già fermati al primo ristoro. Ecco qui il parcheggio delle bici e adesso andiamo là. Dopo il primo ristoro Andiamo al secondo. Alla grandissima! dopo aver passato Drò andiamo verso Arco. Cosa dici? Cosa dico? Stiamo arrivando ad Arco per il secondo ristoro. Dio buono! Doccia compresa. Eccoci ad Arco. Che ci sei? Ciclabile sospesa ad Arco, direzione Riva. Via, andiamo. Dimmi Polpetta. Ciao! Se prendete la ciclabile che va direttamente a Riva, andate di là, verso destra, mentre noi stiamo aggirando Arco e arriveremo a Torbole. Adesso siamo a Torbole, 1,7 km e arriviamo a Riva del Garda. Eccoci qui, lago di Garda. Ormai sulla salita lago di Tenno.
Bene, dopo aver passato Riva del Garda prendiamo la strada statale che va su verso il lago di Tenno. Ovviamente strada asfaltata, pendenza per quella delle macchine, non saprei dire una percentuale. Andiamo diritti su al lago. Arrivati alla frazione di pranzo del comune di Tenno. Ora qui prendiamo a destra sempre verso il lago. Eccoci qua nella piazza del comune di Pranzo. No, pranzo? Facciamo 2 secondi di pausa e poi ripartiamo. Lago di Tenno. Arrivati al lago del Sorapis, no, lago di Tenno, un po' vuoto, Polpez Morta. on the road, e ora troviamo un posticino dove fermarci altri 2 minuti. Pausa. Bene, dopo aver lasciato il lago di Tenno si prosegue verso Balino sulla statale, purtroppo non c'è ciclabile, statale 421, direzione Passo del Balino. No! Eccoci in quello che sarebbe il centro storico di Balino. La strada passa in mezzo. Piccolo borghetto. Un'altra fontana. Passo del Balino. Eccoci. C'è da dire che questa qua appena c'è da fare un po' di fatica va in crisi. Ah, però l'ho fatta. No, sono andata in crisi perché non riuscivo ad attaccare con i pedalini, perché avevo le scarpe piene di fango. Sì, qui siamo in montagna, siamo a Ponte Arche. Ponte Arche. E non manca tantissimo a Sarche. Fa anche rima. E fa anche rima. E dopo vediamo. È una discesa bellissima. Ci aspetta o l'abbiamo già fatta? Mi sa che l'abbiamo, sì. L'abbiamo appena fatta. Aia.
Vabbè, che facciamo? Andiamo? Dai, il lago di Molveno io lo riesco bello. Su. 12 chilometri. Ora qui c'è la ciclabile che corre praticamente a sinistra delle gallerie, molto più comode e poco pericolose. Siamo a 60 km e andiamo giù verso Sarche. Tornati a Sarche, facciamo una piccola deviazione e vediamo l'altro lago. Un'altra piccola pausetta vicino a questo bel lago, e anche qui lasciamo il nostro sasso allegro del calore. Ma finisce?